E nel frattempo siamo andati a sentire invece questa mattina a Venezia la Presidente della provincia Zaccariotto per capire un po' quale sarà il destino del suo ente. Per quanto riguarda la manovra, noi giornalisti abbiamo una grande confusione. Prima si volevano sopprimere alcune province, ora tutte. Prima si volevano tagliare i piccoli comuni, ora si vogliono invece mantenere. Insomma, anche una Presidente della provincia è disorientata? Ma assolutamente sì, non solo una Presidente della provincia, ma comunque un amministratore di un comune, di una realtà importante che è quella della provincia di Venezia, perché questa modifica continua, che sicuramente è la testimonianza di una democrazia, ci impedisce di assumere delle posizioni su determinate questioni. E io credo che essere passati da una decisione che vedeva o proponeva la chiusura delle province al di sotto di un certo numero di abitanti all'abolizione totale sia come dire che non si fa nulla di tutto ciò, perché se non si è riusciti a compiere una minima parte di questa azione la vedo difficile compierla nella sua totalità, soprattutto quando viene rinviato ad una modifica della Costituzione che sappiamo qual essere l'iter. In tutto questo dibattito che oramai va avanti da parecchie settimane, la Lega Nord ha commesso degli errori? Io credo che la Lega Nord stia cercando di interpretare quelli che sono i problemi, le esigenze sia dei cittadini ma anche degli amministratori che li rappresentano, e quindi non è facile fare questo e avere anche un compito di mediazione con l'altro soggetto che assieme a te governa. In una battuta soltanto, perché è utile che rimangano le province, perché è utile che rimanga in particolare quella di Venezia? Ma io credo, e questo lo dico soprattutto nella mia esperienza di sindaco, no? Dove ho visto nella provincia un soggetto terzo, intermedio, al di sopra delle parti, che può sostenere e aiutarti in quello che è un rapporto, un dialogo con gli altri soggetti istituzionali, quali la Regione come il Governo. E quindi penso in maniera particolare ai piccoli comuni, e vediamo che oggi il Governo ha deciso di mantenere anche i comuni al di sotto dei 1000 abitanti, abbiano bisogno assolutamente di un interlocutore privilegiato che li aiuta nell'individuazione di risorse umane e economiche e in un dialogo con gli altri soggetti istituzionali fondamentali per poter non sentirsi soggetti di serie B anziché di serie A. Questo bellissimo palazzo qui della provincia di Venezia, che fine farà se sparirà la provincia? Mi auguro che diventi il palazzo della città metropolitana, che è un'altra questione assolutamente aperta e già decisa, diversamente invece da quello che succederà delle province, ancora nel 1990, dove sulla carta, e anche là lo si fece da un punto di vista di Costituzione, si decise che questa era un'area metropolitana e poi nessuno è riuscito a mettere in atto ciò che è già stato deciso. E quindi potrebbe diventare il palazzo, la sede dell'area metropolitana di Venezia.